L'atmosfera misteriosa e ricca di tensione dei romanzi gialli e noir ha fatto la sua comparsa al Perilibro Bassanese con la partecipazione di due autori emergenti, Stefania Crepaldi e Stefano Cosmo. Io avevo bisogno di una città di porto, le città di porto sono città stratificate di solito, quindi c'è molta criminalità e c'è anche molta abbondanza, quindi dove girano soldi di solito c'è un po' di tutte e due le cose e siccome parlo anche di Venezia, il mio romanzo a un certo punto si sposta a Venezia, però io sono un po' stufa della Venezia da cartolina, quindi ho cercato di ambientarlo in una Venezia poco turistica, infatti tanti mi hanno detto è proprio una Venezia quotidiana che io adoro tra l'altro, che insomma conosco abbastanza bene. Sono partita da Chioggia perché Chioggia è vicino a casa e avevo bisogno di una città bella che è stata già magistralmente rappresentata da grandi della letteratura, vediamo Goldoni, uno fra tutti, insomma giusto il primo che passa per la strada, ecco. E poi insomma si era un po' persa, diciamo che la sua fama forse rispetto a Venezia è sempre stata un po' più decadente, ma è una città meravigliosa e quindi sono voluta a partire da lì. Poi a Chioggia ci sono i Chioggiotti che sono una popolazione assolutamente di grande interesse e quindi volevo magnificare anche la popolazione, il mondo narrativo vero e proprio del luogo. Nei noir che mi piacciono molto, le città hanno sempre rappresentato quasi uno dei personaggi, si sentivano talmente vive che pulsavano, no? Ad esempio la Marsiglia di Jean-Claude Izzot è un personaggio tanto quanto gli altri e io volevo restituire un po' questa cosa al mio territorio e siccome avevo in mente di raccontare una storia di perdenti, una storia di marginalità urbana, avevo bisogno di un contesto che fosse all'altezza e Venezia di sicuro non faceva il suo caso. Marghera, dove sono nato e cresciuto, posso assicurarvi di sì. Stefania Crepaldi, autrice del libro Morire ti fa bella, edito da Salani, è una figura poliedrica che spazia dall'editoria alla scrittura e alla consulenza editoriale. Il suo libro si introduce a un personaggio intrigante, Fortunata, la tanato esteta di Chioggia. Ho scelto un tema un po' spinoso che è quello della morte, perché la protagonista si chiama Fortunata ed è una tanatoesteta, quindi è colei che trucca e prepara i corpi dei defunti prima di restituirli alle famiglie. Solo che lei è una ragazza giovane di 25 anni, vive a Chioggia e lavora per il padre che ha questa impresa di pompe funebri da generazioni, vorrebbe fare la pasticcera ma è succube, ahimè, del volere paterno e quindi si divide tra la sua passione e questo lavoro. Diventa detective amatoriale per conto del suo padrino, che è un colonnello della finanza, in un caso molto particolare, una morte un po' misteriosa, non si capisce se omicidio o suicidio, e le viene chiesta una mano per guardare un pochino il corpo più da vicino e lei dà un'informazione importante. Da quel momento diventa una specie di informatrice civile per la Guardia di Finanza e indaga su questa morte misteriosa. Stefano Cosmo, noto per il suo libro Dentro la gabbia pubblicato da Marsilio, ci conduce nel mondo dei combattimenti clandestini gestiti dalla Mala del Brenta. La storia di Moreno Zanono, un lottatore di MMA, di arti marziali miste, con un passato criminale che per salvare il fratello da un problema piuttosto grosso che ha con un ex appartenente della Mala del Brenta è suo malgrado costretto ad entrare in un giro di incontri illegali. Scoprirà poi che non si tratta solo di persone che si picchiano, ma che dietro ci sono delle storie di marginalità umana molto forte e sono dei combattenti che si portano dietro molto, molto dolore e che più che abituati a vincere e perdere sono lì per guadagnarsi l'opportunità di un futuro. Un noir come nasce? Nasce in questo caso, nel mio caso, dalla protagonista, dalla voglia di partire dalla protagonista per raccontare. È stata un po' la scusa, no? L'indagine che lei fa, perché l'indagine che fa all'esterno di sé è un'indagine che porta all'interno di sé, quindi è una giovane ragazza che deve crescere su tante cose, ricercare la sua forma di felicità e lo fa anche attraverso quello che vive all'esterno. Quindi la domanda un po' di cui è portatrice Fortunata, che è la protagonista come tema, è: siamo davvero felici perché le cose attorno a noi, fuori da noi cambiano, o diventiamo davvero felici quando cambiamo
abbiamo noi all'interno e di conseguenza irradiamo verso l'esterno. Lei è un po' è giovane, però sta cercando di capire questo, quindi è incastrata in una vita che non vuole e sta cercando di capire come fare a cambiare. Un noir nasce dalla voglia di raccontare una storia che vada al di là dei personaggi e degli intrighi. Nasce dalla voglia di non dare risposte, ma di far sì che il lettore, una volta che è chiuso il libro, si guardi attorno e si ponga delle domande.